Buonasera ai telespettatori di Telechiara e buonasera anche ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto che ci seguono alla radio. Non ci vedono ma ci sentono. Invece i telespettatori di Telechiara ci vedono e ci vedono in un ambiente un po' particolare in questa prima puntata di Fatti Nostri di questo nuovo anno televisivo. Per noi comincia adesso questo anno che ci porterà, lo avete visto dalla sigla, un sottotitolo, La Piazza. Ci porterà ogni venerdì in piazze, inteso nel senso di luoghi diversi. Questa sera siamo a Mogliano Veneto, siamo al Collegio Astori e lo capite subito il perché dal tema che vi presenta per noi questa sera Elena Mattiuzzo, che è qui insieme a me. Grazie. Allora, di che cosa parliamo questa sera in questa prima puntata di questo nuovo anno di Telechiara? Grazie Alberto, buonasera a tutti, anche da parte mia, buonasera agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Siamo ospiti del Collegio Salesiano Astori questa sera qui a Mogliano Veneto, nella sala Don Bosco, e sono intervenuti anche alcuni genitori, alcuni coordinatori di scuole paritarie, perché è proprio questo il tema. Le scuole paritarie, scuole statali, entrambe scuole pubbliche. Quale sarà il futuro di questi enti? Cercheremo di dibatterne questa sera. Io vado anche subito a tra l'altro, salutare... lo facciamo e lo faremo, un po' tutte le puntate di Fatti Nostri prevedono una presenza di persone che sono direttamente interessate dal problema. Ecco, questa sera abbiamo qui un gruppo di genitori delle scuole paritarie. Naturalmente anche nelle prossime puntate voi avrete la possibilità, potete utilizzare il sito di Telechiara per esempio per segnalare temi, problemi, voglia di partecipazione, perché quello che vorremmo dare è soprattutto la voce a chi sente, a chi vive sulle proprie spalle questi problemi. Prego Elena. Grazie Alberto, io ho una postazione particolare, come vedete adesso Alberto si sposterà, in realtà io rimarrò qua proprio perché cerchiamo di far interagire anche il pubblico e tra pochissimo vi spiego anche come. Vado a salutare gli ospiti, tra l'altro vedo l'onorevole Rubinato che è appena arrivata, quindi adesso c'è qualche momento anche di sistemazione di microfonatura. Saluto intanto subito nell'ordine in cui si sono sistemati Don Edmondo Lanciarotta, che è il rappresentante per la CET, la Conferenza Episcopale Italiana Triveneta, scusate, per la scuola, per la commissione scuola. Poi vado a salutare appunto l'onorevole Rubinato che si è appena seduta, Simonetta Rubinato, parlamentare del Partito Democratico, sindaco anche di Roncade. Di seguito Francis Contessotto, rappresentante della FIDAE Veneto e anche dirigente scolastico, e poi Ugo Lessio, presidente della FISM del Veneto, Federazione Italiana Scuole Materne, che sono un po' anche al centro del dibattito di questa sera. Alberto, tra pochissimo ti cedo la parola, però sì, tra l'altro ricordiamo, stiamo aspettando, c'è sì, una sedia vuota, ma pochi minuti arriverà sì, l'assessore, hai fatto bene a ricordarlo, l'assessore ai servizi sociali del Veneto, Remo Sernagiotto, perché è un po' la persona attesa, particolarmente attesa non soltanto dal nostro pubblico ma anche dai nostri telespettatori, credo, perché è l'assessorato ai servizi sociali in maniera particolare che detiene un po' il portafoglio dei contributi alla scuola per l'infanzia, che è nel contesto ampio della scuola paritaria è uno degli ambienti di maggior sofferenza. Allora, esatto, lo stiamo attendendo. Prima di continuare ci permettiamo di fermare un attimo il tema di questa serata per fare un aggiornamento in realtà su un argomento che sta tenendo un po' tutti con il fiato sospeso, anche se poi non si capisce bene ancora esattamente come sia la dinamica esatta. Stiamo parlando di questo frammento di un satellite della NASA che dovrebbe appunto, potrebbe, è lo 0,9% di possibilità, cadere anche sul territorio del nord Italia. Erano previste 2 fasce orarie, 21-23 proprio di questa sera, 3-5 di domani mattina. Adesso sembra che le cose siano già cambiate. Proprio per questo ci colleghiamo subito in diretta con Roberto Tonnellato, che è il responsabile dell'unità di progetto della Protezione Civile del Veneto. Roberto, buonasera. Buonasera a voi tutti, saluto gli ascoltatori. Grazie per essersi collegato con noi. La Protezione Civile è alle ore proprio per questa situazione. Ci vuole dare un aggiornamento intanto?
Sì, la sala operativa della protezione civile regionale in questo momento è aperta e rimarrà aperta ovviamente fino a domattina, quando l'evento potrà ritenersi concluso. In realtà dopo un primo momento in cui sembravano due le traiettorie di possibile rilascio al suolo di frammenti di questo satellite, ora la situazione è che la traiettoria si è ridotta alla traiettoria numero 2, che interessa le province della nostra regione. La fascia oraria rispetto alla quale è previsto, peraltro con una percentuale di accadimento che è circa appunto dell'1%, è fra le 3:34 e le 4:12 di domani mattina, per cui questa è la situazione in questo momento. Noi come protezione civile teniamo a ribadire i concetti fondamentali che abbiamo esposto più volte nei vari dispacci che abbiamo inviato alle amministrazioni pubbliche e quindi alle autorità di protezione civile locali, nei quali abbiamo consigliato vivamente a tutti i cittadini di mantenere posizioni che siano coperte, ma a quest'ora, a queste ore della notte, ormai questo è ampiamente assicurato in genere per tutta la popolazione. Va da sé che qualora qualcuno potesse osservare oggetti di questo tipo che possono cadere al suolo, l'importante è che non si avvicinino a queste sostanze, a questi oggetti, perché possono emanare dei gas di natura tossica, certo, quindi tenersi a una distanza di salvaguardia oltre i 20 metri e chiamare possibilmente subito i vigili del fuoco o altre autorità di protezione civile. Certo. Diciamo che il fatto che si consigli di rimanere in un ambiente chiuso è un fatto sicuramente precauzionale, perché oggetti di queste dimensioni di cui stiamo parlando, che variano da pochi etti anche fino a 150 kg, 158 kg, potrebbero penetrare dei solai. Peraltro questa possibilità ha un accadimento, ripeto, molto residuale, e alle 10 di questa sera il Dipartimento Nazionale, ritengo anche interessando i media, darà ulteriori aggiornamenti rispetto agli ultimi calcoli che i tecnici e gli scienziati del settore stanno sviluppando. Sulla traiettoria, chiarissimo. Dottor Tonellato, ci permetteremo di contattarla nuovamente prima della fine della nostra diretta, poco prima delle 23. Naturalmente ricordiamo, Elena, se ci fossero delle novità, chiamateci pure dalla protezione civile e noi le daremo immediatamente, visto che siamo appunto in diretta. Grazie, certo. Intanto a lei. Grazie ancora, dottor Tonellato. Certo. Bene, quindi per il momento siamo tranquilli, Alberto, non dovrebbe succedere niente. Io direi appunto, quindi l'abbiamo sentito, nessun esatto. allarmismo, certo un po' di attenzione, la fascia certo. l'avete sentita tra l'1 e le 7 di domani mattina, insomma. Esattamente, 3:32, 4:12 per essere evitiamo precisi. di spostarci di casa. E poi magari verso la fine forse avremo qualche dato in più, perché purtroppo lo immaginiamo tutti, non è facile stabilire in questi casi che cosa possa succedere. Intanto ci ha raggiunto anche l'assessore Remo Sernagiotto. Grazie a tutti per essere intervenuti. Allora, i numeri li hai già ricordati? No, non li ho ricordati. Allora, ricordiamoli subito. Ma mi stai impallando come si dice in gergo tecnico. Potete appunto assolutamente interagire, anzi vi chiediamo di farlo anche per vivacizzare il dibattito. Potete farlo attraverso una telefonata in diretta al numero 340 943 4843, che vedrete in sovraimpressione, oppure in maniera più semplice e più veloce, se volete, mandando un SMS al 392 666 0099. Anche questo lo trovate in sovraimpressione, lo invitiamo a farlo anche gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, che magari ascoltando possono aver voglia di interagire. Facciamo gli onori di casa, Alberto, prima di cominciare. Direi prima di cominciare, sì, assolutamente, visto che siamo al Collegio Astori. Allora prendiamo il microfono e andiamo da Don Sergio Castellini, che è l'incaricato dell'ufficio scuola Salesiani del Triveneto ed è qui appunto al Collegio Astori. Intanto grazie per l'ospitalità che ci date e diciamo due parole proprio velocissime, poi magari avremo modo di riprendere. Che cos'è questa scuola intanto? Un saluto cordiale, un cordiale benvenuto a tutti e con sentito ringraziamento per la vostra presenza. Sono stato per l'appunto invitato a porgere un saluto iniziale
all'inizio di questo incontro, non solo in qualità di preside del primo ciclo qua del Collegio Astori, presso il quale appunto l'evento si svolge, ma anche qua in quanto incaricato dell'ufficio scuola della provincia salesiana del Nord-Est e come membro del Comitato Nazionale per la Scuola Salesiana, la quale si colloca naturalmente a pieno titolo nell'alveo della grande tradizione della scuola paritaria cattolica. La scuola e la formazione professionale nascono salesiane, nascono dal cuore pastorale di San Giovanni Bosco, dal suo desiderio di rispondere alle necessità concrete della gioventù, si inseriscono in un progetto globale di educazione e di evangelizzazione dei giovani, soprattutto dei più bisognosi, ai quali anche questa realtà salesiana della Stori si richiama. Animato dal desiderio di garantire dignità e futuro ai giovani, Don Bosco diede vita inizialmente ai laboratori di arte e mestieri, quelli che poi oggi sono i centri di formazione professionale. Sempre attento a queste esigenze giovanili, allargò poi il suo impegno con la nascita delle realtà scolastiche salesiane. Intuiva Don Bosco già ai suoi tempi che la scuola è strumento indispensabile per l'educazione, luogo d'incontro tra cultura e fede, strumento estremamente utile per arricchire del messaggio evangelico la società. Buoni cristiani e onesti cittadini era un po' il suo motto. Fedeli al messaggio del fondatore, noi salesiani di Don Bosco, anche qui alla Stori, consideriamo la scuola come un'istituzione determinante nella formazione della persona, perché trasmette una concezione del mondo, dell'uomo, della storia. Ci inseriamo di conseguenza nel panorama delle scuole cattoliche, portando l'originale patrimonio pedagogico ereditato. Ecco, io la interrompo perché proprio sul patrimonio pedagogico ci soffermeremo in maniera particolare un po' più avanti nella trasmissione, allora vorremmo anche capire meglio in che cosa consiste questo patrimonio. Allora, prima di entrare proprio nel vivo del problema, del tema di questa sera, visto che abbiamo un parlamentare che è anche sindaco e abbiamo un assessore regionale, io vorrei fermarmi molto rapidamente, ecco così un'impressione. Questo programma si chiama Fatti Nostri, il fatto nostro di questa sera è la scuola, ma ci sono degli altri fatti che sono in qualche maniera comunque collegati, che ci interessano perché sono fatti che hanno caratterizzato in maniera particolare questa settimana. Allora, l'evento direi più grande, più consistente di questa settimana è stato il declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia di rating, la Standard & Poor's. Se ne è parlato molto a livello nazionale. Io vorrei chiedervi così un parere, un'idea su che cosa elementi di questo tipo, giudizi così importanti e rilevanti sulla vita del nostro paese, che è la nostra vita, comportano in maniera particolare per un'area come quella del nord-est. Cominciamo per cavalleria naturalmente dall'onorevole Simonetta Rubinato. Il microfono è acceso? È acceso il microfono? Il microfono è acceso. Allora, premesso che queste agenzie non hanno, come dire, la verità, il Vangelo in mano, che qualche volta hanno pure sbagliato, hanno anche sbagliato nelle loro previsioni in passato, però rimane un fatto che in questo momento questo è un brutto colpo per l'Italia, per il nostro paese, che ha un debito pubblico enorme e che sappiamo ha passato l'estate a rincorrere manovre su manovre. Siamo arrivati ormai oltre quota 140 miliardi con le 4 manovre messe in campo. Che sia un dovere ridurre il debito pubblico per le future generazioni è indubbio, il problema è come lo si fa, se lo si fa con equità e in modo anche da consentire la crescita. All'orizzonte anche altre agenzie, non solo quella che ha declassato l'Italia, hanno sollevato il problema di come i tagli lineari così pesanti stiano mettendo in difficoltà il sistema degli enti locali, che poi sono quelli che devono dare le risposte sui servizi sociali, alle famiglie in particolare, dicendo che sono tagli che hanno un effetto depressivo, cioè deprimeranno la crescita, assolutamente non ci aiuteranno a uscire da questa situazione. Quindi credo che sia un cartellino rosso importante, di cui bisogna tener conto, non fare, come dire, i primi della classe, perché i primi non lo siamo, e credo che la situazione a breve dovrà essere riaffrontata dal governo e dal Parlamento. Chiederei al professor Contessotto di passare il microfono all'assessore Serna Giotto. Ecco, dal suo punto di vista, assessore, dal punto di vista della Regione, sappiamo che il presidente Luca Zaia è stato molto, molto critico nei confronti di queste agenzie, dicono sono manovre speculative, ecco, però insomma credo che bisogna dare atto che insomma
si tratta di giudizi che pesano, ecco, indipendentemente da tutte le interpretazioni che si possono dare. Che peso hanno per la nostra regione? C'è qualcosa di particolare che possiamo rilevare? Il peso, prima che per la nostra regione e per il nostro paese, ma ancora prima, è il declassamento dell'America, cioè di Obama, cioè la organizzazione più importante al mondo sotto il profilo economico e sociale viene declassata per la prima volta. Cioè vuol dire che il sistema occidentale si è costruito negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni in particolare, su una serie di costi che non erano veri ma erano finti. Cioè noi abbiamo costruito benessere sul debito e non sulla ricchezza. E questo vale per tutto l'Occidente, vale per la Germania che ha appena fatto una manovra da l'anno scorso 115 miliardi, cioè tutto il sistema occidentale, soprattutto 300. Sì, due volte. Sì, però distribuita nel tempo, cioè non nell'anno, impatto immediato, perché sarebbe devastante. Cioè vuol dire che il sistema sociale generale dell'Occidente, cioè delle due sponde atlantiche, non è stato costruito sulla ricchezza prodotta, anzi abbiamo venduto il nostro debito più che noi gli americani ai cinesi, che stavano crescendo senza welfare, senza niente, finito di lavorare, se stavi male andavi a casa e ti arrangiavi, cioè un sistema così disordinato che però in 15 anni, è 10 anni che il WTO compie adesso 10 anni l'apertura al commercio mondiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo permesso in modo non corretto che una parte del mondo potesse, senza guardare alla persona ma guardare solo al profitto, agire, mentre la parte occidentale che giustamente aveva costruito un modello di welfare, pensare a quello tedesco del 1800, quando nelle grandi fabbriche si diceva ma perché quando uno sta male non deve più mangiare, e così nasce il grande welfare, cosa che io ritengo estremamente positiva, che però in un mondo globalizzato, in un mondo dove i romani l'impero romano perde le grandi guerre perché per arrivare dove c'era la rivoluzione ci voleva qualche mese. Oggi si arriva dappertutto in qualche secondo con internet, si conosce tutto. Questa è un po' l'analisi. Lei che si trova anche ad avere la responsabilità di un assessorato così importante come quello del sociale, e sappiamo che la mannaia purtroppo cade pesantemente. Sarò molto puntuale e preciso anche su questo, anche se il tema è molto difficile. Quando parliamo di scuola però io non ho la competenza. Quest'anno abbiamo votato in Consiglio i 5 milioni del buono scuola, il buono per quello che era 20 miliardi che poi è diventato 10, l'abbiamo dimezzato. C'è stata una parte anche del Consiglio di minoranza che voleva toglierlo tutto e poi ha resistito la mia collega Donazan. Per quanto riguarda invece il servizio all'infanzia, allora poi parlo io, che è la mia competenza. Ecco, ma le volevo chiedere, proprio sulla base anche di questi elementi. Sì, allora che posso dire la mia nazionale. impressione senza... Emotivamente, ecco, lei si sente, considerando il Veneto, considerando questa regione, lei è anche imprenditore oltretutto, si sente tranquillo sul futuro di quest'area? Ho molte preoccupazioni perché guardando un po' in giro, girando un po' l'Europa in questo momento, guardi, vengo da 3 giorni, 4 a Marsiglia, e 870.000 abitanti, la seconda città della Francia, il 30% sotto la soglia di povertà. Cioè il problema è comune, evidente, a tutta quella parte che finita la seconda guerra mondiale ha dato via uno sviluppo economico-sociale che io continuo a difendere. Dico che non abbiamo sbagliato, attenzione, abbiamo sbagliato a dare tutto e di più in cambio di un misero consenso, qualche volta dobbiamo dirlo, soprattutto il tema degli anziani. Abbiamo trascurato la domiciliarietà perché siamo stati tutti sulla residenzialità. Cosa vuol dire questo? Che c'era una forte pressione da parte di chi gestisce le case di riposo, fatturati da 1 miliardo di euro in Veneto, 450 milioni della regione e 450 milioni delle famiglie, per capirci. Dobbiamo tornare a quello che è la domiciliarità, che ha un costo molto inferiore, che aiuta molto più le famiglie. Abbiamo svuotato le famiglie di molti soldi perché quei 3.000 euro al mese più o meno
1.500 sono nella quota cosiddetta alberghiera, cioè in capo alla famiglia, in parte compensato dalla pensione e dall'accompagnatoria, ma una parte anche di risorse familiari, perciò la riduzione della capacità di spesa, il tema della disabilità. Abbiamo costruito i CEO della residenzialità, i CCD, un sistema che va molto bene per la disabilità grave. Non abbiamo mai pensato a un discorso di impresa sociale, fattoria sociale, ne abbiamo poco, il Don Orione a Milano, la Conca d'Oro a Bassano, ma sono poche, dove l'inserimento lavorativo diventa strategico per la buona vita di questi ragazzi. Faccio un altro esempio, la buona legge 68 nazionale dell'inserimento lavorativo nelle imprese, da settembre 2008 sono rimasti i SIL nelle ULS, ma gli inserimenti lavorativi sono difficili perché le imprese non hanno le condizioni. Cioè, cosa voglio dire con questo? Non si cancella nulla, ma dobbiamo in un tempo come questo riformare tutto. Certo. Onorevole Rubinato, sì. Non è poi vero che c'è tutta questa residenzialità, perché in realtà il sistema Veneto si è anche retto molto sul sistema badanti, che è domiciliarità pagata dalle famiglie. No, scusami, ma non ti sto contraddicendo, ti sto dicendo. In Veneto, 14.500 in Emilia Romagna. Facciamo proprio un bel confronto tra due che hanno la stessa abitazione, la stessa longitudine, bravo, hanno gli stessi abitanti, tutto uguale. Emilia Romagna, io dico, sono stati più bravi di noi, 14.500 posti con impegnativa sanitaria, Veneto 25.000. Sì, lasciamo concludere il ragionamento. Io non stavo dicendo che non abbiamo case di riposo, io stavo dicendo che il numero degli anziani e la dinamica anagrafica delle nostre famiglie, che va verso famiglie dove è anche più difficile tenere a casa le persone con una certa modalità, che io pure condividerei, quella della domiciliarità, ma se in casa non c'è nessuno, è un po' difficile pensare alla domiciliarità, sta cambiando la società veneta. Vabbè, in effetti e quindi il problema è che il tema è da cambiare un welfare sicuramente in base ai nuovi bisogni e sicuramente in base alle risorse limitate, ma io vorrei dire eliminando gli sprechi, e penso che su questo siamo d'accordo, ci sono stati, però non si può dire questi sono i soldi, questo è il welfare e mandiamo a casa le famiglie, i figli, le persone con disabilità psichiche, ciò che sta succedendo, o chi, come dire, ha particolarmente carichi pesanti, lo possiamo fare stare tranquillamente a casa, perché comunque anche la domiciliarità ha bisogno di risorse e di una rete qualificata. Quindi io credo che su questo ci debba essere uno sforzo per non tagliare dove si taglia sulla nuda carne delle persone, delle famiglie, si deve tagliare da altre parti. Io per esempio nel mio comune finisco con abbiamo deciso che non si taglia, tantissimi comuni, e non è questione di parti politiche, che non si taglia sulle tariffe, sulle mense, sui trasporti, sull'aiuto alle famiglie, agli anziani, si farà un marciapiede di meno. Bisogna prendere delle decisioni che dicono dove vogliamo mettere i soldi, se i soldi sono limitati, certo, e fare scelte queste. Diciamo, questa è questa è la... Sì, però io capisco, anche perché fa il sindaco, è una forte conoscenza di un comune, fa l'onorevole, io dico molto bene, però non ha una conoscenza puntuale della delega, della Lega, continuerà per molto questo, ma la lasciamo là, felice, noi siamo felici. Questo sarebbe un altro tema. Un dato, insieme ai sindacati, che io ho un ottimo rapporto, devo dire, anche con la CGIL, perciò hanno fatto una ricerca puntuale e precisa chiedendo alle famiglie: ma se tu avessi un aiuto lo vorresti portare in casa di riposo o tenerti in casa? Di cui ho già premesso che ci sarà un assegno di cura particolare da 300, da 400 euro, e anche ho detto sto lavorando con l'INPS, perché oggi quando i cinquantenni perdono il posto di lavoro, e qui la Simonetta è sicuramente d'accordo con me, in un sistema contributivo e non retributivo come era prima, magari si arrabatta tagliando il giardino del vicino, vendemmiando, vive fino a 65 perché il Veneto è ancora solido e robusto, ma poi va in pensione con 300 euro. Noi con il costo di 1.600-1.700 euro per un anziano in una casa di riposo, quota sanitaria, cioè quota Regione Veneto, se diamo 300 chi ha un reddito maggiore o 400 e si tiene la pensione e l'accompagnatoria, e gli aggiungiamo 200 euro di contributi figurativi, li versiamo noi per
quel cittadino che fa la scelta perdendo il posto di lavoro e non trovandolo, lo possiamo accompagnare ai 65 anni a una pensione dignitosa. Certo, ecco, però, ma il dato dei sindacati UIL è che il 74% chiede un aiuto e chiede di tenersi a casa l'anziano. Certo, però non possiamo dimenticare che oggettivamente noi ci stiamo avviando verso una società che invecchia con un minor numero di figli, cioè se io penso a quando arriverò io alla pensione, io ho una figlia, sarà difficile che io possa caricare mia figlia di una fatica di caro direttore tipo. Che non capisce, oggi noi abbiamo oltre 65.000 non autosufficienti, diamo i dati veri, sa quando sono nati queste persone? Tra il 1915 e il 1925, sono tutti là, 90enni, 91enni, 87enni, 82enni, questo è il tempo. Cioè vuol dire che in quel tempo dove il Veneto aveva metà della popolazione di adesso, dove facevano 7 figli ma 2 morivano nei primi 3 anni, dove poi nel 40-45 c'è stata anche una grande guerra, e oggi quel tempo ci dà, con tutto quello che vi ho detto, 65-70 mila. I nati tra il 46 e il 64 sono 4 per ogni famiglia, non è morto nessuno perché già la salute era migliore e i nostri ospedali erano migliori. Abbiamo dei dati spaventosi che tra il 2000, pensare che nati nel 46, nel 2011 hanno fatto 65 anni, rientrano, ci troveremo dai 200 ai 250 mila. Ma chi li troverà i soldi per pagare 3 miliardi solo per la nuova? Ecco perché la sfida della parziale, ecco perché la sfida della domiciliarità, ecco perché la sfida dell'assegno di cura legato anche alla partecipazione, alla contribuzione, certo. INPS. Ecco la sfida va fatta su questi numeri, certo. non su quello che vorremmo. Questo meriterebbe una puntata assolutamente, anzi più puntate sicuramente da sole, per cui sicuramente ne parleremo e la inviteremo nel momento in cui, certo. In cui parleremo di questi Adesso temi. passo la parola. Anche perché io avevo altre 2 domande, ma le lascio alla fine se eventualmente ci sarà tempo, altrimenti ci fanno gestarci dalla regia. Anche perché Alberto, i telespettatori, quindi... i radioascoltatori e i telespettatori in maniera particolare leggono scuole paritarie, scuole statali, quale futuro? Ma di che cosa stanno parlando? Si stanno chiedendo. Indubbiamente però sono dei temi che si intrecciano inevitabilmente, perché questo è la borsa del sociale ed è una borsa che si sta stringendo, lo abbiamo sentito, lo abbiamo capito anche quali sono le ragioni. Allora ci prendiamo una brevissima pausa, 3 minuti circa, intanto se volete preparare i vostri telefonini, mandare gli sms, il numero è 392 666 0099, lo vedete anche in sovraimpressione, dobbiamo assolutamente fermarci. A tra poco per parlare assolutamente in questo caso di scuola. Eccoci nuovamente in diretta dal Collegio Stori di Mogliano Veneto, ben ritrovati i telespettatori di Telechiara, ma anche chi ci sta ascoltando dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Talk show I fatti nostri scende in piazza, quindi ogni settimana giriamo il territorio veneto e anche nel Friuli Venezia Giulia per raccontarvi quelli che sono i problemi un po' più presenti e sentiti dalla gente e dalle comunità. Questa sera parliamo di scuole paritarie e scuole statali, entrambe pubbliche, quale futuro per entrambe decisamente. Il problema si pone per entrambi, in particolare stasera parliamo però delle scuole paritarie che soffrono un po' di più. I nostri ospiti cercheranno anche di chiarirci un po' le idee su quella che è davvero la situazione attuale, quelle che sono le prospettive. Io vi ricordo che potete intervenire se magari siete dei genitori piuttosto che dei dirigenti, degli insegnanti, al numero che vedete in sovraimpressione per gli sms 392 666 0099 o anche chiamare in diretta al 340 94 34 843. Scuole paritarie e scuole statali. Introduciamo quindi adesso davvero la tematica. Prima abbiamo così parlato e dibattuto un po' di temi politici, in realtà generali. Rientrano nelle problematiche che l'Italia sta affrontando in questi giorni anche gli aspetti economici che mettono un po' in ginocchio le paritarie in questi ultimi mesi, in questi ultimi 2 anni in particolare. Anzitutto una cosa per chiarire: la parità giuridica è già arrivata da un bel po' di anni, in realtà dal 2000 con la legge 62 che appunto parifica le scuole paritarie, prima chiamate private, a quelle statali, quindi entrambe sono pubbliche. C'è però una disparità di erogazione di fondi.
questo è un po' anche quello che rende difficile poi la gestione. Parliamo del Veneto e dei numeri in Veneto, soprattutto dei numeri della scuola materna in Veneto, perché 2/3 dei comuni della nostra regione hanno scuole materne, scuole per l'infanzia, che sono esclusivamente paritarie, non sono statali. Sono 136.000 più o meno i bambini che frequentano le materne dai 3 ai 6 anni, 40.000 frequentano le statali e circa 94.000 le paritarie. Il problema è che alle paritarie non arrivano gli stessi fondi governativi statali che arrivano invece appunto alle scuole statali, e quindi devono integrare con la retta dei genitori. Parliamo sempre di materne, ma così anche per le altre paritarie, ma alle materne non c'è possibilità di scelta e la situazione adesso si è fatta veramente difficile. Prima di entrare nel vivo anche con i nostri ospiti, vi proponiamo la brevissima battuta di una coordinatrice di una scuola materna di Revine Lago, che ha aperto l'anno scolastico con 2 sezioni in meno per problemi economici, però ci racconta anche che cosa significa questo, anche per una comunità, anche per un comune. Sentiamo. Una delle motivazioni è questa, cioè la difficoltà economica che i genitori incontrano quotidianamente, e sul bilancio familiare una retta come quella che devono pagare nella scuola paritaria comprendiamo bene che incide in maniera anche pesante. Non è solo questo però il motivo è anche la scelta di portare i bambini nella scuola statale più vicina per motivi diversi, economici, ma anche per la facilità che hanno i genitori di portare mentre vanno nel luogo di lavoro. C'è anche un calo naturale di nascite e la presenza di bambini extracomunitari che ci sono, ma che non possono frequentare per motivi proprio strettamente economici. Le mamme preferiscono tenerseli a casa e sta però succedendo questo anche con i bambini italiani. Certo, questo è un problema molto grosso perché la famiglia, pur rimanendo la prima educatrice dei bambini, ha un ruolo complementare nell'educazione dei bambini e quindi tutte le possibilità di socializzazione, di relazione che i bambini incontrano nella scuola, oltre che l'aspetto culturale, viene a mancare, e questo è maggiormente importante per i bambini extracomunitari, dove l'apprendimento della lingua italiana è fondamentale e quindi crea poi grosse difficoltà nei gradi successivi. Diciamo che il reintegro dei fondi che mancano a livello nazionale potrebbe aiutarvi, anzi sicuramente vi aiuterebbe. No? Certo, per noi è linfa vitale, sono linfa vitali i contributi che ci derivano dalla Regione e dallo Stato, a cui si affiancano però anche per importanza i contributi che le singole famiglie, oltre alle rette, danno alla scuola con iniziative diversificate, per cui anche questo è grave. Chiudere una sezione, chiudere eventualmente una scuola significa anche distruggere il lavoro che in questi anni hanno fatto le famiglie, tutto il personale che lavora nelle scuole, il consiglio di gestione, il presidente stesso. Quindi quando si parla di chiudere una scuola bisogna tener conto che abbiamo diversi soggetti, i bambini in primis, ma anche le loro famiglie che alla scuola hanno dato tanto, la comunità civile ed ecclesiale di un paese che vede nella scuola un momento forte per la cultura e per l'identità. Ecco, qui abbiamo sentito quali sono anche un po' qual è la posta in gioco, e io chiederei subito a Don Edmondo Lanciarotta, che è responsabile dell'ufficio pastorale della Conferenza Episcopale Triveneta per la scuola, appunto. I vescovi sono pronunciati, tra l'altro hanno lanciato anche un appello accorato in più occasioni, uno degli ultimi poco tempo fa. Che cosa dicono, che cosa chiedono? Bene, grazie a tutti e anche per questa opportunità che ci è offerta. Ecco, i vescovi, a nome del vescovo delegato Monsignor Tessarollo, agli primi del mese di agosto ha spedito una lettera a tutti i sindaci del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, alle province del Veneto e Friuli Venezia Giulia, ai parlamentari del Veneto e Friuli Venezia Giulia, alla giunta regionale del Veneto e Friuli Venezia Giulia, presentando la drammatica situazione delle scuole paritarie. Non per avere dei privilegi, ma per presentare il diritto dei genitori, il diritto degli studenti, la preoccupante situazione del futuro dello studio, della scuola e dei nostri giovani.
Difendendo la realtà della parità si difende un pilastro fondamentale dell'autonomia. Questi due pilastri, autonomia e parità, sono i fondamenti basilari, dicono i nostri vescovi, del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano. E vede nel Veneto, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, una specificità e un patrimonio che non deve essere assolutamente perso. Ecco allora l'intervento perché coloro che hanno responsabilità si prendono a cuore e diano risposte precise e adeguate, perché così non è possibile andare avanti. Gli interlocutori principali sono primo lo Stato, secondo le regioni, terzo i comuni, quarto le comunità cristiane, quinto le famiglie. Ognuno, di fronte al nuovo della situazione, è invitato a dare le proprie risposte per fare un gioco di squadra, se così possiamo dire, per creare quella comunità che riconosca nella scuola il bene di tutti, il bene delle giovani generazioni, il bene del futuro, recuperando il patrimonio sia di sapienza, sia di didattica, sia di sussidiarietà. Questa specificità è del Veneto e non vorremmo che sia perduta. Obama, tanto per fare un esempio, è stato citato prima il sistema a livello europeo e a livello anche mondiale, sta organizzando a livello degli Stati Uniti d'America l'impianto educativo su un sistema sussidiario che noi nel Veneto l'abbiamo consolidato e lo stiamo perdendo. Allora, una risposta c'è stata, mi pare, almeno a una di queste domande, sono delle cifre 14.500.000 euro, sbaglio? Di contributi alla scuola paritaria. Sì, allora, però attenzione, io o parliamo di servizio all'infanzia, perché io non ho la competenza sulla scuola 26 a 15+1, quello è la scuola d'obbligo. No, sto parlando appunto allora, parliamo di servizio all'infanzia. Della scuola per l'infanzia. Da 0 a 6 anni abbiamo due modelli, prima infanzia e infanzia. Questo è il servizio educativo della Regione del Veneto. Guardi, io faccio l'assessore da 1 anno e qualche mese. Quando sono arrivato ho fatto la delibera sui 14,5 milioni, avevo solo 7 milioni di cassa, li ero dati nel 2010. Nel 2011, sacrificando altre cose, ma ritenevo per formazione culturale e politica personale, e qui c'è buon testimone Don Edmondo Langiarotta, io a maggio ho dato i 7 milioni e mezzo di cassa che mancavano e entro settembre ho dato l'intero 14 milioni e mezzo. Sono pochi, non lo so, è quello che mi dà il Consiglio regionale. Le chiedevo appunto la cifra. La cifra è 14 e sono già stati tutti consegnati in quest'anno, nel 2011. E mi pare 2 milioni per gli asili nido. No, gli asili nido sono 17 milioni e mezzo che non ho ancora dato e che non ho ancora fatto la delibera perché la cassa non ce l'ho, perché l'ho data tutta alle cosiddette infanzia. Allora, ci fermiamo un attimo solo, no? Poi riprendiamo, le do assolutamente la parola, su questi 14 milioni 500 mila euro. E chiedo a Ugo Lessio, che rappresenta un po' tutte le scuole materne della Regione Veneto, che cosa ne dice di questo tipo di risposta. Io saluto i presenti, però lasciatemi un attimino velocissimamente la storia di queste nostre scuole, se no non si capisce il sociale perché c'è, no? Fino al 1968 in Italia non c'era scuola materna, erano asili, tutti nati dalla generosità dei cittadini, IPAB, fondatori, eccetera. Nel 1968 una legge, la 444, che ha peraltro 2 firme straordinarie. Le dico perché sono anche significative per il Veneto. Il Presidente del Consiglio si chiamava Moro, Aldo. Il Ministro della Pubblica Istruzione si chiamava Gui. Non è marginale, perché nel primo articoletto di questa legge c'è in nuce il concetto di sussidiarietà, cioè dice in questa legge, laddove ci sono le scuole che funzionano da tempo e si chiamavano asili, possono continuare a esserlo. Datevi una strutturazione e andate avanti. Laddove non c'era questa rete, nascevano le scuole statali. Il Veneto, perché al 68% dei bambini? Proprio lì è stato lì il discrimine. No? Le nostre comunità in prevalenza hanno deciso di tenersi le scuole, continuare a gestirsele, le hanno adattate alla nuova situazione. La prevalenza delle maestre erano suore, quindi i costi erano molto modesti e via via così si è incentrato in questa rete diceva Don Edmondo, mi pare qualcun altro, uno degli elementi della nostra identità.
Sono cose straordinarie. Allora, pensate che la legge regionale che dà il contributo a queste scuole, peraltro non è un contributo alle scuole ma è al sostegno della famiglia, è la legge 23, pensate, del 1980, è la prima regione che fa questa legge. I tempi cambiano, altro elemento, la scuola da asilo a scuola materna già si è inserito il primo concetto di educazione, la rivoluzione è venuta nel 2000, basta scuola materna, basta elemento chiamiamo affettivo che prevale su quello invece educativo, diventa scuola. La legge 62 è una grande notizia, è una grande legge, incentra nei due grandi filoni, statale e paritario, il sistema nazionale. Bene, da lì è nata tutta la questione con la regione del Veneto, a quale in verità non possiamo dire che non si tira indietro, do atto all'assessore, insomma i 14,5 erano 12,5, sono passati, è che non coglie la nostra storia, la nostra particolarità, la nostra identità, no? Su cui di recente però l'assessore ha cominciato un po' a fare molta come dire, agitazione delle acque. Vedremo un po' come andrà a finire. Allora, quello che si rivendica, e qui si innesca un altro piccolo discorso, perché noi scuole dell'infanzia, FISM, siamo nell'area delle scuole cattoliche? E sono i numeri, quindi di quel 68% che vi dicevo, il 90% sono scuole che sono di ispirazione cristiana, cosiddetto. 600 sono gestite da 596 da parrocchie, 300 da associazioni genitori, 120 da congregazioni religiose. Cioè, c'è ancora questo radicamento che è assolutamente straordinario. Cosa ha fatto? Si sostituisce, non è possibile, insomma. Quindi questo è il vero nodo del problema, è alto il concetto, non è solo quello di 14,5. Lo stato di salute del mondo della scuola per l'infanzia com'è adesso? Perché ci sono delle scuole che non hanno più riaperto, altre scuole che hanno ridotto il numero dei bambini accolti. Com'è così complessivamente? Io sono il presidente della FISM e lo avverto anche personalmente, perché io sono un laico e mica sono qua perché qualcuno mi ha dato questa missione da compiere, quindi esco da una selezione democratica, come si dice, quindi credo in questo senso essere molto laico. Io dico, la vera sofferenza, guardate, è una provocazione, non è quella economica, è sicuramente una situazione drammatica. Le nostre scuole hanno aumentato le rette, lo dico, del 10% quest'anno, di 10-15 euro al mese, non così alternative. Questa è la cifra. Io sfido. Scusi Alessio di interrompervi, perché giusto anche per dare risposte a chi sta scrivendo da casa. Assessore Sanaggiotto, c'è un sms che dice: i 14+ milioni regionali per la scuola dove lavoro io si riducono a una media di 8 euro al mese per bambino. Rispondiamo anche per fare chiarezza, magari. Rispondiamo. Allora, nel 2009 le scuole prendevano non 12,5 dalla regione, ma prendevano 12 milioni. Poi è venuta la FISM in regione, mi hanno invitato a Castelfranco al Don Bourguignon, se non sbaglio, e lì io da capogruppo ho promesso che avrei aumentato i 2,5 milioni, perché quelle erano le possibilità, e sono diventati 14,5. Il mio collega che mi ha preceduto, Valdegamberi, glieli ha dati, ma li ha dati metà nel 2010 di cassa e metà poi l'ho dati io quest'anno, che ho fatto la scelta di spostare la cassa quest'anno perché vi sono arrivati tutti, è vero? Sì. La prima volta, e in più sto facendo un'altra modifica, che io faccio 1180 decreti di pagamento. Abbiamo deciso insieme alla FISM di fare un decreto unico, perciò a marzo del prossimo anno io gli ridò quello che mi dà il Consiglio regionale, cioè io potrei mettere 30 milioni, ma se il Consiglio regionale non li ha, il bilancio lo vota il Consiglio, non lo vota Remo Sanaggiotto. Poi Remo Sanaggiotto dispone di questi soldi. Se saranno ancora 14,5, io mi batterò anche per averne di più, ma con i tagli che abbiamo a livello nazionale, però non è questo proprio il problema. Io il prossimo anno, a marzo, li ridò tutti alla FISM regionale e loro la distribuiscono alle loro 1180 scuole. Qui c'è un problema, vede, e che voglio dire a questo telespettatore che ha fatto questo. Noi abbiamo un servizio all'infanzia eccellente, e più delle volte scelta educativa
obbligata, più delle volte scelta educativa. Perché dico obbligata? Perché nei nostri 581 comuni, 269 comuni non hanno nessun'altra scuola, solo quella paritaria. Cioè il comune di Trevignano, il comune di Volpago del Mentello, con 11.000 abitanti, non hanno una struttura pubblica per mandare un loro bambino a scuola. Chi abita là, se lo vuole mandare da 3 a 6 anni a quel percorso educativo, deve mandarlo in una scuola paritaria. Sa cosa costa? Guardi, io ho tutti i dati che ho dato al ministro Gelmini alla presenza di Don Edmondo Langiarotta proprio qualche giorno fa. Allora, nelle scuole cosiddette paritarie, parlo solo del Veneto, ma io ho i dati di tutte le regioni. Allora, la regione del Veneto partecipa con 152 euro a bambino all'anno. Lo Stato partecipa con 560 euro a bambino anno. Attenzione che però quest'anno partecipava. No, ma ci sono ancora, però non li ha dati. Quest'anno, da quanto mi risulta, i 25 milioni nel capitolo per i famosi 53. 25 milioni gliene ha dati solo 12,5, gli altri 12,5 non li ha dati, gli altri 28 sono dentro nel 1000 proroghe, così siamo precisi. Alla voce che dice se vendiamo le frequenze, sembra che vada anche bene, spero per voi, glieli diamo. Perciò è una cosa che non condivido per niente e che ho detto in modo robusto al ministro Gelmini e che lei ha dato ragione a noi, ha detto mi porti tutti i dati, ragioniamo perché avete ragione. Ma adesso la ragione ce la deve dare con i soldi, non con la parola. Perciò io esprimo la mia solidarietà perché che il ministro non abbia questi dati dopo 3 anni che fa il ministro, appunto li ha. Li aveva i dati, ma Tremonti gli dice i soldi non ci sono o lo metto nel 1000 proroghe in attesa della vendita oppure non ci sono. Però allora Remo, un ministro, scusami, quando in va questo facciamo la battaglia insieme. I 46 milioni di euro per il sindaco di Palermo Cammarata a luglio li hanno dati perché la sua società di servizi, se no i dipendenti andavano a dargli fuoco alla casa. Costava meno comprargli la casa nuova al sindaco di Palermo. Bisogna andare per priorità se i soldi sono pochi. Dobbiamo non fare i leghisti io e lei, onorevole, perché sennò... Però è intollerabile da sindaco che ci sia qualcuno che dice una cosa così, gli arrivano 40 milioni, tu che devi preoccuparti di 94.000 bambini, i soldi non arrivano. Certo, posso dirle la mia opinione? Ha perfettamente ragione. Grazie. Bene, perciò non è che ho un'opinione diversa da lei. Bisogna battere andiamo avanti. Allora abbiamo detto 560 se arrivano, ma in ogni modo questo era il dato, perché la somma dei 28 e i 25 fa i 53 famosi che fanno 560. Ho detto 152 dalla regione, 372 dai comuni a bambino e 1850 dalle famiglie. Media. Per un totale costo bambino, cioè buono bambino da 3 a 6 anni in Veneto, in un servizio che io ritengo eccellente, che le famiglie che ho incontrato lo ritengono eccellente, costa 2.934 euro. Poi invece abbiamo un po' di scuole statali, che non le chiamiamo scuole, ma di servizio, che lo Stato si mette a fare il servizio all'infanzia. A differenza che da 1 a 3 anni, cioè gli asili nido, o la prima infanzia, come si chiama in italiano, è una delega totalmente alla regione, infatti passa dall'asilo comunale al micronido, al nido in famiglia, elabora attraverso la sussidiarietà, che io ci credo profondamente, faccia meglio il cittadino, quella orizzontale, non quella verticale. È in Costituzione, quindi la condividiamo. La condividiamo tutti insieme, faccia il cittadino meglio di quello che fa, che perciò si organizzi e compagnia. Ma queste servizi all'infanzia, organizzate direttamente da Roma, dallo Stato, un bambino costa 7.504. Allora io dico, guardate, viviamo in un tempo difficile, avremo tanti anziani, abbiamo disabili, abbiamo famiglie che perdono il lavoro e compagnia. Ma posso chiedere al ministro Gelmini, dammi 3.000 euro a bambino e mi organizzo. E visto che c'è una struttura che me lo dà a 2.904, ma c'è l'altra struttura, si deve organizzare, me lo deve dare a 3.000, ma dico di più, dammi 3.002 per quelli, perché il contratto pubblico delle maestre non le vogliamo mandare a casa, gli manteniamo quel contratto, ma la governance facciamogliela fare il territorio, e anche qui rimane sempre una forte scelta educativa che non è tra Stato e tra cittadino, ma è tra l'IPAB che si chiama Falce e Martello e che io sosterrò come le altre, la IPAB che si chiama Fiamma Tricolore che sosterrò come le altre, la IPAB che si chiamerà Nostro Signore Misericordia. Non è questo che mi interessa.
Mi interessa dare un servizio gratuito. Le dico di più, a livello nazionale, per 993.000 bambini su 1.636.000 bambini, lo Stato che gestisce servizi all'infanzia spende 5 miliardi. Lo Stato per gli altri 663.000 bambini spende 350 milioni. Lei mi deve dire se io non devo fare questa battaglia, fuori dalla ideologia, ma dentro un sistema che ha la capacità di governare. Lo Stato è un governo di centrodestra da 8 degli ultimi 10 anni. Che ci mettete a fare questo? No, scusami, non è possibile fare solo chiacchiere, arrivati a questo punto. Lo riprendiamo subito dopo questa pausa, perché purtroppo anche noi abbiamo degli obblighi. Ecco, avete sentito, l'assessore Sernagiotto ha già diciamo giustificato abbastanza ampiamente questa sua proposta, così di dare in sostanza, non di dare in gestione, come sembrava in un primo momento, le scuole per l'infanzia a parrocchie o associazioni o a chi si sa organizzare, ma quanto piuttosto di parametrare il servizio a quello che è il servizio di queste scuole. Lo riprendiamo assolutamente questo tema, perché so che l'onorevole Rubinato ha qualcosa da dire su questo, subito dopo questa pausa pubblicitaria. Tra poco. Bene, eccoci ancora insieme, scuola pubblica, scuola paritaria, quale futuro? E qui abbiamo sentito anche già la proposta che era stata avanzata e che diciamo in un primo momento sembrava esaltare assolutamente la scuola paritaria. Anche adesso, e lo abbiamo capito sicuramente, in realtà è un tantino più articolata la proposta dell'assessore Sernagiotto, che peraltro è stata presentata anche alla Gelmini. Cosa ha detto poi alla fine? Perché insomma abbiamo notizie di agenzia su quello che rapidamente, che cosa ha detto? Va bene, si va avanti, il giorno prima della Gelmini, che io incontro la Gelmini, succede un fatto straordinario. Vittorio Feltri fa una lettera aperta a Angelino Alfano sul Giornale e spiega con tutti questi dati, perché li prende da quei miei articoli dove era anche incompreso, che sembrava che io volessi chiuderle le altre. Se arrivano a 3.000 euro all'anno a bambino restano aperte, a me va bene. E Alfano risponde il giorno dopo, che credo che Dove Mondo l'abbia letto, dove dice: i bambini hanno tutti gli stessi diritti, buona scuola per i bambini. Ok, quindi una risposta c'è. Io mi trovo il mio partito, il segretario e il ministro in linea perfettamente con me. Prego. Detto questo, chiusa la parentesi, no, siamo in campagna elettorale, è la verità, è la verità, è la verità. Cioè si dice che cosa si farà la prossima volta, ma invece noi vorremmo vederla subito. No, c'è una cosa seria, che vorrei... Un attimo. Fra 5 anni, perciò per me la campagna elettorale... Ma tu stai chiedendo a loro di fare le cose, loro sono in scadenza. Allora, ma mi avrai al tuo fianco se la battaglia è seria. Ma se è seria, allora dov'è la cosa dove non seguo l'assessore Sernagiotto? Io non sono di sinistra, sono democratica, non ho una storia di sinistra. Molti del tuo partito hanno una storia di sinistra, io non ho una storia di sinistra. Detto questo, perché il problema oggi la gente vuole sapere le proposte, i fatti e i problemi, non destra o sinistra, perché ne hanno fin sopra qua. Bene, detto questo, andiamo al merito del problema. L'assessore, io l'ho notato questa sera e per me è stato molto chiarificatore, ha ribadito più volte un concetto e in questo è stato chiaro, e lo ringrazio perché non l'avevo capito prima quando ha illustrato il suo progetto, e cioè che la scuola dell'infanzia non è scuola ma è un servizio e che per questo rientra nel suo assessorato che è sociale e non nell'assessorato della signora Donazzan che si occupa di istruzione. È qui secondo me il solco sul quale io sono totalmente non d'accordo con lui. Perché? Perché ci sono le leggi dello Stato che dicono il contrario e perché io non voglio che la scuola dell'infanzia del Veneto, il modello Veneto, come è stato descritto dal presidente Lessio, venga a saltare. Allora, legge del 2000 sulla parità e legge dello Stato che mi auguro che il ministro in carica e qualsiasi assessore della Repubblica vogliano attuare.
La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia, lungo tutto l'arco della vita, dall'infanzia, perché come ha detto quella direttrice, oggi in Svezia dicono che è nella culla, nell'asilo nido che ti fai la pensione per quando sarai vecchio, nella società complessa della conoscenza. Per cui i bambini devono avere stimoli formativi, educativi forti già ai 3 anni. E quindi l'infanzia fa parte della scuola, lo dice la legge, parla delle scuole paritarie come parte del servizio pubblico e in Veneto abbiamo detto che il servizio pubblico è questo modello straordinario dato dal 68% delle paritarie e dal resto delle statali. Poi c'è la legge delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni del 2003, anche questa legge dello Stato delega che poi è stata attuata, la quale dice che la scuola, che il sistema educativo italiano di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia e poi va in su. E dice che la scuola dell'infanzia di durata triennale concorre all'educazione, allo sviluppo affettivo, eccetera, eccetera. Io ritengo che dobbiamo salvare il modello Veneto, che è scuola specifica dell'infanzia con offerta formativa di qualità, e non dobbiamo farla scadere perché i soldi debbono essere ridotti semplicemente a un servizio sociale di accudimento o di accoglienza. Su questo dobbiamo stare molto attenti perché non dobbiamo tornare indietro. Prima che l'assessore replichi, subito dopo lo farà, abbiamo una persona in linea, se non sbaglio, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera, con chi parliamo? Orazio Ceron, Barbarano Vicentino. Orazio, prego. Ma io volevo solo magari mettere a conoscenza l'assessore, non so se è informato del fatto che noi nella nostra piccola realtà abbiamo saputo prima dell'inizio dell'anno scolastico della chiusura della scuola parrocchiale, scuola dell'infanzia, perché il comune aveva fatto domanda di statalizzazione, questa statalizzazione è stata concessa nonostante non sia mai stata richiesta o comunicata dalla scuola privata la necessità di chiudere e in assenza quindi di quanto previsto dalla legge della esplicita richiesta della gestione privata. Ecco, io quindi posso trovarmi d'accordo con quanto lui sostiene, però di fatto nei fatti la Regione Veneto si comporta in maniera diversa. Ecco, tutto qui. Grazie, buonasera. Grazie a lei, grazie a lei. Gli rispondo. Io non so quella cosa che la sua scuola, e non sapevo nemmeno che aveva fatto domanda per una scuola statale. Non è una competenza della Regione. Cioè il sindaco, anche a San Biagio di Calalta è successa la stessa cosa, qui vicino. Cioè se il sindaco chiede, e lo fa perché? Perché non si interessa della globalità economica, ma dice io ho le famiglie che devono pagare le rette, se riesco ad avere la scuola statale non gliele faccio pagare, io posso dire che sono anche d'accordo col sindaco, così fallisce il paese. Però adesso vengo alla mia amica onorevole. Comunque ringraziamo il signor Orazio, sì, certo, magari abbiamo preso nota non sono e io magari che faccio queste scelte, verifichiamo so. un attimo la cosa per capire che cosa che succede. il sindaco, che tra l'altro è anche della tua parte politica, esatto, credo pensasse anche che tu lo avresti aiutato, ha chiesto un insegnante per la sezione statale che hanno aperto, non gliel'hanno data e adesso apre con una cooperativa dove paga il comune, quindi è molto variopinta la situazione. E anche questa è una competenza mia, lei sa onorevole che lo stesso dirigente regionale è un dirigente Sappiamo statale tutti che il sindaco distaccato. del PDL pensa che l'assessore regionale del PDL possa perorare la sua causa presso il ministro. Se devo perorare così le cause lui, le vado a perorare per tutti i 581 comuni perché il mio ruolo è un ruolo istituzionale, non di parte. E perciò proviamo a vedere cosa succede rispetto a quelle circolari lette. Sì, le chiedo di essere molto breve. Sì, se ha 6 anni, perché... se lei ha un figlio di 6 anni e suo figlio non si presenta alla prima elementare, vengono i carabinieri a casa sua, perché c'è l'obbligo scolastico. Se lei ha un figlio di 3 anni e non lo manda al servizio all'infanzia, nessuno viene a casa sua. Questa è la sostanziale differenza. Quando io dico non chiamiamola scuola ma chiamiamola servizio all'infanzia, però se vogliamo metterli non è scuola d'obbligo. La facciano diventare, io sono d'accordo, guardi, dicevo prima, impegniamoci perché diventi sono stato a Vienna, a Vienna a parlare e Vienna ha deciso che da 5 anni è scuola d'obbligo.
Quando abbiamo incontrato l'onorevole ministro Maria Stella Gelmini, alle mie prime parole mi ha detto: ma sai Remo, io che volevo far cominciare le scuole da 5 anni d'obbligo, e gli ho detto: posso essere d'accordo. C'era presente Don Edmondo Langiarotto. Allora, discutiamo di quello che abbiamo, non di quello che vorremmo, perché anch'io vorrei una scuola da 5 anni, sono d'accordo. Io farei, e ho sempre detto, da 3 a 6 anni, quasi tutti i bambini del Veneto, tranne qualche caso, ma lasciamo stare, sono questioni fuori dalla quotidianità. Perciò se vanno tutti vuol dire che è una scuola d'obbligo, cioè che facciamola diventare, e facciamo il buono scuola, allora, 3.000 euro a bambino, diamoli alla donna Zanchi, io sono felice, 3.000 euro a bambino in tutta Italia, offrino quel servizio meraviglioso la gente, le famiglie, le cooperative, le parrocchie, faccia chi vuole, io sono un laico. Certo, questa è una proposta lanciata e anche qui siete d'accordo su questa cosa, mi sembra benissimo. Vorrei sentire un po' il parere complessivo intanto di Francis Contessotto, che ha anche un po' il quadro così delle scuole nel loro insieme a livello veneto. Poi passiamo alle domande che sono emerse dagli SMS che abbiamo qui anche dalle persone che sono qui in sala. Sì, buonasera. Devo fare un po' di presentazione. Io rappresento la FIDAE. Certo. La FIDAE è la federazione che raggruppa le scuole cattoliche dalle primarie, scuola elementare, sì, quindi non la scuola d'infanzia, ma... Per cui mi sento un po', non dico fuori luogo, cioè mi sento in luogo perché parliamo della scuola paritaria. Però obiettivamente, ma non perché me la prendo con l'assessore, ma obiettivamente questa distinzione, cioè che le scuole paritarie tutte, che stanno sotto la stessa legge dello Stato, la legge della parità, debbano avere interlocutori diversi in regione, questo crea un po' di fastidio, anche perché dopo le soluzioni sono diverse, perché le soluzioni per la scuola materna, della scuola d'infanzia, sono diverse rispetto alle soluzioni eccetera eccetera. Per cui mi verrebbe da dire anche, lo dico per assurdo, che il fatto per esempio dei tagli che erano stati paventati per la scuola dell'infanzia, i tagli per la scuola paritaria, alla fine non mi interessano, perché nella scuola superiore, per esempio, soldi non ne arrivano né dallo Stato né dalla Regione, per cui alla fine che ci sia il taglio del 100%, del 50%, del 20%, il 20% o il 100% è zero alle scuole. Dopo c'è la questione del buono scuola che magari affrontiamo. Arriva dalla regione? Sì, vabbè, arriva dalla regione. Sì. Bisogna sempre dire la verità. Sì, io dico la verità, non si preoccupi. Erano 20 miliardi, Volevo sono dire... diventati 10 milioni, dall'anno scorso sono 5 milioni. Appunto. Consapevoli che abbiamo tagliato a metà, ma quei 5 ci sono. Sì, e spero che non venga un ministro a dire ripristiniamo i 7 milioni e via applausi, perché da 5 passiamo a 7, quando in realtà da 20 passiamo a 7. Perché, Assessore, lei diceva non vogliamo... da 20 di poco tempo fa. Vabbè, Assessore, lei prima diceva non facciamo la storia. Io voglio fare la storia. Io sono nella scuola paritaria, allora era legalmente riconosciuta, da 35 anni. Ho un po' di memoria storica e da 35 anni sento ripetere sempre gli stessi discorsi e un po' le stesse promesse. Per carità, qualcosa è cambiato. Per esempio il buono scuola l'abbiamo salutato come una grande novità che poteva dare ossigeno. Adesso per esempio... Legge 1 del 2000, legge del 1° gennaio del 2000, o forse 2 gennaio del 2000, la prima legge del nuovo millennio. Bellissimo, l'abbiamo salutata, ma lo sa come l'abbiamo salutata? Ben volentieri. Adesso però vedere che ci viene snaturata, oddio, abbiamo un po' di preoccupazione, questo lo posso dire. Adesso guardo anche altre realtà. Ogni volta che si fa l'Assemblea Nazionale della FIDAE, adesso non si fa più, perché era un necrologio, cioè si davano i numeri e si diceva rappresentiamo 700 scuole, l'anno dopo rappresentiamo 650 scuole, oddio, ma l'anno scorso non erano 700, e cominciava a esserci un po' di panico. Adesso per evitare il panico non si dice più, però la realtà è che le scuole stanno chiudendo, e se le scuole paritarie stanno chiudendo, non sono le scuole
scuole paritarie che impoveriscono, è il servizio scolastico che impoverisce, e questo mi sta a cuore. Certo, e per questo anche mi permette un pochettino. Sì. Faccio 2 osservazioni, mi permetta, visto che ho il microfono, perché finora l'ho dato all'assessore. Ma poi glielo ridiamo, perché lo ridiamo a lei, perché nell'ultima parte volevo abbandonare un po' il tema di carattere economico per dire anche un po' qual è la specificità, compresa, perché credo che questo sia un tema abbastanza importante anche da far conoscere. Lei, perché primum vivere deinde filosofari ci insegnavano. Allora, traduci. Prima la pagnota, prima la sopravvivenza, dopo parliamo dei grandi sistemi, perché se non c'è la sopravvivenza non parliamo neanche dei sistemi. Ma comunque, io prima ho ascoltato molto attentamente quello che veniva detto dall'assessore. Per esempio, quando parlava, non sembrava in tema, ma è molto in tema, della necessità di rivedere per esempio anche i servizi agli anziani. Perché dico che è in tema? Primo, perché sto per diventare anziano, quindi mi interessa direttamente. Ma secondo, perché indica una cosa fondamentale, cioè dobbiamo avere il coraggio, visto che la questione è difficile, la questione Italia è difficile, dobbiamo avere il coraggio di pensare a strategie diverse. Allora, diamo i numeri. Io non ho qui i dati, ma è stato fatto uno studio dall'AGESC, l'Associazione dei Genitori, pubblicato su Avvenire su tutti i quotidiani nazionali, che dice che se lo Stato, per assurdo, chiudesse tutte le scuole statali, per assurdo, e finanziasse le scuole paritarie, dando alle scuole paritarie per intero la retta che viene richiesta, lo Stato risparmierebbe di molto. Ora, finanziare le scuole non statali non vuol dire impoverire le casse dello Stato, ma vuol dire risparmiare. Ecco, abbiamo il coraggio di entrare in una logica diversa. Proviamoci. Certo, non sono cose che si risolvono dall'oggi al domani, perché vuol dire cambiare il sistema, ma vogliamo cambiare il sistema. Seconda cosa, però. Noi siamo stanchissimi, io lo dico da 35 anni, ma c'è chi lo dice da più. Siamo stanchissimi che dobbiamo ogni anno aspettare e guardare all'orizzonte per vedere quanto ci viene dato, perché noi finora viviamo di beneficenza. Allora, se la scuola paritaria è scuola pubblica, scuola dello Stato, non possiamo vivere di beneficenza, dobbiamo avere delle certezze anche dal punto di vista economico. Non può esserci una finanziaria regionale o nazionale che ci dimezza i contributi. Noi dobbiamo avere delle certezze, che lo Stato ci dica, che la regione ci dica, che la provincia ci dica, che il comune ci dica, che chi ha i soldi ci dica. Non abbiamo i soldi per finanziarti tutto, ma sappi che l'1% è garantito e noi sappiamo che dobbiamo provvedere al 99%. No dire quest'anno ti diamo il 5%, il prossimo anno forse 0%. Perché questo non ci permette di andare avanti. È per questo che le scuole chiudono, perché un anno tirano un po' di respiro, l'anno dopo hanno l'asfissia. Certo, ecco, grazie. Questa è la realtà. Allora, grazie Contessotto. Sì. Se posso permettermi, Alberto, mentre tu vai al pubblico, altrimenti ci ammassiamo di SMS. Io ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo davvero al nostro numero, il 392 666 0099, e invitiamo a continuare a farlo. Alcune cose, allora intanto magari mi rivolgo anche a Don Edmondo, si dice, no? Le scuole materne soprattutto sono sempre state prevalentemente parrocchiali. Ora, con la mancanza delle religiose, per esempio, e con degli insegnanti che vorrebbero uno stipendio parificato anche in questo caso, naturalmente ci si trova più in difficoltà. Una provocazione poteva essere anche un'altra, quella dei disabili, e qua chiedo anche magari a Contessotto, che è anche dirigente scolastico, con l'inserimento delle persone disabili, l'accompagnamento con i continui tagli, come si può far fronte anche a questo? Un'altra provocazione che può arrivare. E poi un'altra che invece è più per l'assessore è: come mai il Veneto, che è in cima alle graduatorie OCSE e Invalsi, non può autonomamente darsi leggi regionali migliori per una scuola migliore? Qua naturalmente chi scrive, insomma, ha anche magari alcune lacune, però allora, provoca. Siate assolutamente brevi, vi prego, perché così riusciamo a rispondere. Cominciamo dalla prima, allora, Don Edmondo. Sono contento di vedere il duetto tra l'assessore e il deputato. Io spero che questo duetto continui, ma sia un duetto anche a livello nazionale, oltre che regionale, e vedere le opposizioni che vadano d'accordo, perché in questi anni abbiamo raggiunto proprio a livello di principio la convergenza sul bene della scuola paritaria.
Io spero che il Veneto realizzi quanto si sta dicendo adesso, in maniera tale da fare in modo che il progetto e il modello della sussidiarietà non sia scatenato, come dicevo prima. Quindi siamo qui, passi ne abbiamo fatti. Ecco, qui manca che cosa? Lo dobbiamo dire apertamente. L'onestà delle persone che sono qui è fuori dubbio e la posso anche così confermare della Rubinato e anche dell'assessore. Qui manca in maniera chiara la volontà politica, e qui prendo tutti gli schieramenti in maniera tale da assumere concretamente questo come bene comune. Quindi qua occorre effettivamente che ci sia veramente fuori dagli schieramenti, fuori dalle contrapposizioni ideologiche dei due blocchi, se sono due blocchi, l'opposizione e la maggioranza, e dire il Veneto ci sta a cuore. Quindi passare dai contributi ai finanziamenti, come diceva poco fa il professor Francis, fare in modo che il sistema delle scuole della parità siano dentro il sistema della istruzione. Terzo punto, che già nel tavolo tecnico che presiede il Senagiotto con la Donna Zan abbiamo già avviato questo percorso in maniera tale che tutto il sistema sia rivisitato, quindi dai 3 anni ai 18 anni, riscrivere una nuova legge regionale che tenga conto di queste novità in maniera tale che si scriva nero su bianco queste affermazioni che il duetto a me stasera è piaciuto moltissimo. Voglio solo dire per correttezza che se c'è, io spero davvero che sia finita la storia della contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. La legge sulla parità è stata votata nel 2000, quindi il governo forse a quel tempo, io non sapevo neanche cos'era politica allora, era di centrosinistra. È ora di finirla con questi discorsi. Bisogna che noi cominciamo a dirci che come funziona il Consiglio Comunale, così funziona il Parlamento e il Consiglio Regionale, cioè c'è una maggioranza che ha i numeri e può decidere e c'è una minoranza che può portare un contributo, può anche votarsi i provvedimenti d'accordo con la maggioranza, ma è minoranza, cioè non può mettere i soldi nella finanziaria se la maggioranza non mette i numeri suoi. Su questo bisogna che siamo onesti, perché il ministro, l'ultimo tranche di 245 milioni che dovevano venire dalla vendita delle frequenze e che non vengono dalla vendita delle frequenze ma verranno dal fondo Letta, in questo momento il procedimento per, come dire, chiudere e firmare è fermo perché il ministro Tremonti non lo firma, me l'ha detto l'onorevole Toccafondi del PDL con il quale ho fermato l'interrogazione. Quindi c'è chi può in questo momento perché è maggioranza e c'è chi può sostenere ma non può decidere perché è minoranza, su questo dobbiamo essere chiari. Sono d'accordo con l'onorevole Rubinato. Dico 2 cose. Io quando sono arrivato e ho preso una sfilza di deleghe ho detto subito ma cosa faccio io con la scuola? Perciò sono d'accordo con la persona che è qui vicino a me. Se domani mi scrive una lettera che dice trasferisci le deleghe alla Donna Zan, io le trasferisco domani sera, perciò questo non è un problema. Per me questo è un grande lavoro, rinuncio volentieri, ho molte altre deleghe, non poche, tantissime. Anche perché il sociale ha una vastità. Perciò io l'avevo detto fin dal primo giorno, vorrei trasferire queste deleghe alla Donna Zan per dare tutta la scuola, e si ricorda anche Don Edemondo. Se la FISM mi manda una lettera e mi dice portiamola qui, io lo faccio domani mattina. Gli insegnanti delle materne statali vengono assegnate dal provveditorato dal Ministero della Pubblica Istruzione in regione. E questo è non l'errore. possiamo dire che è sociale, il sistema è ibrido, Infatti, però il Pacifico che è scuola, le insegnanti sono dentro il sistema statale, solo che la competenza regionale viene messa in questo limbo del sociale. Questo va fatto chiarezza, perché le norme, secondo me, italiane dicono chiaramente cos'è che manca. Manca la chiarezza sul finanziamento. Seconda cosa, la Regione del Veneto, un'altra cosa che riprendo detta in modo non corretto, la Regione del Veneto, che la 23 è una legge particolare, perché ce l'ha il sociale? Perché doveva finanziare i disabili all'interno delle scuole paritarie. Poi, capito il dramma delle scuole paritarie, hanno dato questo contributo. Non è mai venuto meno, è sempre salito. E neanche quest'anno, io non lo posso promettere quest'anno perché non ho ancora visto tutta la manovra, però ci sarà un impegno puntuale, non scenderemo, forse potremo anche salire 2011. Il problema è che aumentano i bambini disabili e la somma è quella. E quindi, certo, però l'impegno della regione era solo questo,
Però vede, ha ragione totalmente l'onorevole Rubinato quando dice i soldi là ce li deve mettere Tremonti e la maggioranza e a Roncade ce li deve mettere la Rubinato. Da 585 euro a bambino. Sono pochi. E quest'anno sono pochi, no, Rubinato. Scusami, la media... Evita di asfaltare una strada, dagli 1.000 euro. Evita. Sono Mettene di più. Facciamo la paritaria gratuita a Roncade. I soldi li mette tutti da Rubinato. Non l'abbiamo sentito cosa dice l'arbitro. Sono tanti farlo. Fare il populista. Vedi, io ho detto che è colpa della maggioranza della regione se non mette più soldi. È colpa dello Stato da aver governato, ma a Roncade la colpa è tua. Allora, a Roncade la colpa di mettere una delle cifre più alte a livello regionale è mia. Non basta. Sono 600 euro a bambino il prossimo anno. Io ti sfido a trovarmi. Altri. Io direi 100, scusami, tu ne metti 150 a bambino. Che non sono un buon amministratore. A bambino, non sono un buon amministratore. Diventa tu una buonissima amministratrice e metti tutti i soldi perché le famiglie di Roncade non paghino la retta. Questa è la cifre. Le cifre sono stai facendo una figura bieca perché sei assessore regionale e fai il grillo della situazione. Che il governo è colpa nostra, che il regione è colpa nostra, a Roncade è colpa tua. Allora, io posso aumentare il mio contributo e lo porto a 600 euro. Tu da 150, dagli 8 euro al mese di quella persona che ha chiamata, quanto lo porti? Sì, no, io do molto a quanto lo porti? Perché io do 14 milioni e tu li dai solo per i bambini di Roncade. Tu ne dai 150 a bambino e hai le tasse di tutto il Veneto. Io do 600 euro a bambino con le tasse dei roncadesi. Scusi assessore, però no, assessore, scusi, se eviti di fare battute inutili. Assessore, però abbiamo detto, allora io ti rispondo in modo corretto. Non è una battuta. Assessore, però permettere io ho aumentato il contributo. Tu l'hai diminuito. No, io l'ho aumentato. L'hai diminuito. Io l'ho aumentato da 12 milioni a 14 milioni e mezzo. Io l'ho sempre aumentato. Teniamo conto che le capacità di spesa, è vero che sono diverse, ma le capacità di spesa sono assolutamente diverse. Se il sindaco Rubinato avesse la cifra in bilancio della Regione Veneto, forse potrebbe fare enormemente di più in valore assoluto. Con la cassa del comune posso pensare a roncadesi. Io un attimo gli animi prego, fermi un attimo. Provoco un attimo Don Edmondo, abbiamo in realtà 3 minuti, quindi gli chiedo di essere sintetico. Gli SMS dicono che la Chiesa deve contribuire, Don Edmondo, anche con i soldi dell'8 per 1000, con i soldi che hanno le diocesi. Ecco, rispondiamo anche in questo senso agli ascoltatori. Beh, senz'altro anche qui la risposta può essere così in vario modo. Dal punto di vista giuridico l'8 per 1000 non è possibile perché è vincolato a determinati anche benefici, ecco, che la Chiesa prendendo appunto l'8 per 1000 dallo Stato. Possiamo dire che la Chiesa è una realtà molto vasta e quindi di fatto le parrocchie che sostengono le scuole dell'infanzia si indebitano, si stanno indebitando e quindi di fatto sostengono. Poi la Chiesa sono anche le congregazioni religiose, le quali si stanno indebitando anch'esse. La Chiesa sono anche le famiglie che gratuitamente fanno il volontariato, fanno delle feste, fanno delle pesche per contribuire al pagamento della quindi possiamo dire che bisogna anche qui sciogliere questo aspetto ideologico e dire effettivamente che di fatto la Chiesa è in prima linea. I vescovi in particolare, possiamo dire sotto questo aspetto qui, sono fondamentale questo ruolo. Quindi... Grazie Don Edmondo. Abbiamo una telefonata, dovremmo andare in pubblicità, però io direi non perdiamo questo telespettatore, lo sentiamo un attimo per la domanda, l'osservazione che vuole fare e poi magari la risposta la vediamo subito dopo la pausa. Prego, chi parla? Sì, buonasera. Pronto, buonasera, sono Michele Di Midio, sono il presidente regionale dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Buonasera Di Midio. Sì, prego. Buonasera, io mi sono appena collegato perché purtroppo altri impegni mi hanno trasferito da altra parte. Ho assistito subito al battibecco fra l'onorevole Rubinato e l'assessore Sennaggiotto. Allora, io ritengo che come genitore e come pensiero dell'associazione sia corretto dire una cosa.
In questo momento non è un problema di denari, perché problemi di denari ce ne sono dappertutto, è un problema di garanzia di libertà di scelta. Allora chiediamo allo Stato, chiediamo alla Regione, chiediamo a tutti di garantire a noi genitori che vogliamo, desideriamo portare i nostri figli nelle scuole cattoliche, nelle scuole paritarie, di fare ogni sforzo possibile per garantire questo, e non dire io che sono di colore rosso ti ho dato questo, io che sono di colore bianco ti ho dato questo. No, qui c'è una libertà di scelta da garantire, un percorso educativo, un progetto educativo a cui noi genitori crediamo. La scuola deve essere tutta di alta qualità, quella statale, quella pubblica, tutta, senza nessuna distinzione. Però bisogna garantire questo. Se io posso andare a fare gli esami del sangue invece che alla ASL, posso andare in un istituto privato, devo anche questo poterlo fare nell'educazione scolastica. Non devo fare un'operazione di distinzione fra una cosa e l'altra. Allora è questo che noi chiediamo, genitori, a tutti quanti voi. Aiutateci in questa libertà di scelta. Si può decidere se fare una strada o no, si può decidere se fare una superstrada o no, si può decidere se fare un'autostrada o no. Non si può in Italia decidere se io voglio portare il mio figlio nella scuola cattolica. È questo che noi chiediamo allo Stato italiano, indifferentemente dal partito politico a cui ogni responsabile può appartenere. Questa è la garanzia che noi chiediamo. Grazie. Grazie del suo intervento. C'è stato un qui pro quo, nel senso che non ci siamo forse capiti, sentiti in tempo utile. Aspettavamo qui e l'aspettiamo venerdì prossimo, prenda nota, e quindi l'invito al proprio pubblico nella scuola paritaria materna, in questo caso di Trevignano, poco lontano, siamo nel Mestrino. Grazie per il suo intervento, una brevissima pausa e poi l'ultima parte di questa puntata di Fatti Nostri. Ed eccoci ancora insieme. Fatti nostri è l'ultima parte. Veramente vorremmo dare spazio alle voci di chi c'è in sala, gli SMS e eventuali altre telefonate che ci sono. Chiedo agli ospiti, me lo dovete giurare, brevissimi nelle risposte, vi prego, perché vi tolgo l'audio. Non si giura. Regia, avete la possibilità giura, di togliere direttore. l'audio se le risposte sono troppo lunghe. Allora, comincerei con... Prego, se vuole alzarsi così la vediamo, sentiamo meglio. Dell'infanzia di Campocroce, quindi qui del Mondianese, e stasera sono qui con un gruppo di genitori, con le colleghe, con il presidente della scuola, e poi parlo anche a nome della nostra coordinatrice Orietta Busato, che stasera era impegnata altrove. E niente, la nostra scuola ospita 70 bambini del Mondianese che pagano una retta mensile di 130 euro. Allora, la retta è stata mantenuta di 130 euro per volere del parroco, perché sappiamo bene che alzarla vorrebbe portare tante famiglie a ritirare i bambini. Questo non è l'obiettivo della scuola, cioè l'obiettivo è quello di offrire un servizio il più completo possibile. E noi da anni chiediamo una convenzione con il comune di Mogliano Veneto, perché noi ogni anno andiamo a elemosinare in comune i soldi. E sono state fatte raccolte firme, sono state fatte riunioni su riunioni. I soldi che ci vengono dati sono sempre molti meno di quelli che l'onorevole Rubinato ha citato prima. E noi sopravviviamo grazie a due cose. Uno è il volontariato, perché la nostra coordinatrice è una volontaria che perciò è a scuola in ogni momento possibile. Questo ovviamente comporta che tutto il personale faccia anche cose che non gli competerebbero, perciò tante volte anche noi insegnanti ci troviamo a fare delle attività o a svolgere comunque situazioni che non sarebbero le nostre mansioni. C'è dell'altro personale volontario
e soprattutto abbiamo i genitori che oltre a farci 1000 manutenzioni, a muoversi in 1000 modi, perciò con la vendita delle torte, le ceste di Natale, le ceste di Pasqua, facciamo anche, ospitiamo delle ditte che vengono a fare la loro pubblicità a scuola e ci danno i soldi della pubblicità alla scuola. Con questo noi paghiamo i laboratori, perciò facciamo uscire i genitori la sera in questo modo. E poi noi abbiamo anche delle famiglie che acquistano del materiale con le loro aziende magari e poi ce lo passano. Non parlo solo di materiale didattico, ma parlo anche di alimentari, perciò varie cose a noi arrivano regalate. Certo, questo significa anche fare un po' impresa e un po' una capacità di impresa, quindi ingegnarsi anche in questa maniera. Questo sì, però mi permetto di dire, sì. Noi ogni anno arriviamo alla fine dell'anno e i genitori ci chiedono: maestra, l'anno prossimo ci siamo? Perché sono consapevoli della situazione, perciò noi siamo d'accordo con quello che veniva detto prima dal professor Contesotto, che chiediamo della stabilità, non può essere una cosa provvisoria che di anno in anno si vede. Certo. Ecco, ci dispiace che non ci sia il sindaco, per chiarezza dico che avevamo invitato il sindaco Azzolini che essendo a Mogliano, essendo ospiti di Mogliano avremmo avuto piacere di avere qui con noi o chi per lui, eventualmente l'assessore competente, però questa sera purtroppo c'era consiglio comunale quindi non sono potuti intervenire. E se vorranno dare una risposta alla signora, ben venga, noi la daremo la settimana prossima, nella prossima puntata sicuramente la daremo. E vorrei sentire anche la voce di questa mamma, sbaglio? Prego, se vuole alzarsi, sì. Così. Sono Linda, la mamma frequentante l'asilo appena insomma, elencato, e innanzitutto grazie per l'opportunità insomma, che ci avete dato questa sera di un confronto. Io ho preso anche degli appunti sulle cose che voi avete detto e le ritengo tutte cose molto importanti, e in quanto appunto ritengo che la famiglia sì rispetti il ruolo di educatrice, di primaria educatrice della famiglia, dei bambini, ma ritengo che comunque la scuola debba assolutamente andare a passo, anche perché noi come genitori abbiamo avuto una buona istruzione e ritengo che sia un progresso sociale utile e assolutamente indispensabile garantire anche ai nostri figli già dalla scuola, come voi avete detto, chiamiamola primaria, anche se non sarebbe la primaria perché sarebbero le elementari, già dai 3 anni una buona istruzione, perché già loro apprendono, sono delle piccole spugne. E io appunto volevo chiedervi, noi siamo appunto rappresentanti, noi abbiamo sempre iscritto i nostri figli a delle scuole private, anche perché le liste dei comuni sono sempre sature, non ci danno la possibilità di inserirci all'interno di questi strumenti, chiamiamoli. E se, come diceva appunto la maestra, queste scuole dovessero chiudere, qual è il futuro di questi bambini? Perché non è più opportuno, come diceva il signor, mi scusi, penso di aver capito Contesotto, proporre una convenzione che garantisca, come diceva la maestra di mia figlia, una vitalità, una garanzia, insomma, una certezza, in un qualche modo, insomma, una sopravvivenza dignitosa, anche per noi genitori che ogni anno siamo sempre con l'acqua alla gola a dire il nostro bambino frequenterà a settembre la scuola e lo sappiamo solo a settembre. Benissimo, grazie anche della sua testimonianza. Purtroppo appunto l'amministrazione comunale non è rappresentata. Io non so se possa esistere qualche strumento per cui si possa immaginare che all'interno delle singole realtà amministrative ci sia un comportamento, diciamo, in qualche maniera, non dico uguale in tutti i comuni, ma... Sta guardando me per la questione comuni. Il Presidente Lessio può essere più preciso di me. So che ci sono comuni che danno 250, 150 euro, quelli che danno 300, quelli che danno la media veneta mi pare sui 400 euro. C'è chi magari fa uno sforzo superiore. Io non dico che noi siamo stati bravi a Roncade, dico che abbiamo deciso che era un fronte prioritario, quindi eravamo a 5,85, li portiamo a 600 nonostante i tagli anche noi, da noi comuni subiti quest'anno. È questione di scelte. Io credo, se posso, non so, non è un suggerimento, l'assessore ha detto appunto che ci sta già lavorando, secondo me un modello utile per la soluzione del problema, perché anche a fare le convenzioni oggi non basta più. Il modello, secondo me, che dovremmo prendere a riferimento è stato citato prima dal presidente di Midio, perché a sua volta avevo avuto una conversazione con lui, vedo che l'ha ripreso e rilanciato. Io sto scrivendo un progetto di legge in cui prendo a modello il convenzionamento in ambito sanitario. Cosa succede nella sanità?
che c'è una pluralità di erogatori del servizio, che il cittadino si rivolge alla struttura e sa che quella tariffa predeterminata, la regione in questo caso, la eroga alla struttura privata accreditata, al sistema sanitario, oppure al sistema come dire, pubblico in senso stretto. Allora, secondo me, siccome questo deve essere obbligo formativo, perché ripeto, se lo era quando le nostre comunità le hanno costruite, tanto più adesso nella società complessa, globalizzata della conoscenza, noi bambini dobbiamo dare questa opportunità formativa, che già in Veneto, giustamente perché i genitori, le famiglie e le comunità lo ritengono importante, già oggi portano i bambini senza l'obbligo. Qual è il problema? La fregatura è che perché non c'è l'obbligo non ti danno il finanziamento. Allora il tema è che ci deve essere l'obbligo, secondo me, è scritto tra le righe della legge, ma lo diciamo chiaramente se non vogliamo dirlo. Comunque la legge già dice che bisogna che sia garantita la frequenza, non dice che è un obbligo, ma che deve essere garantita la possibilità di andare alla scuola dell'infanzia. E quindi secondo me il modello del convenzionamento in ambito sanitario garantisce anche una qualche forma di concorrenza, di libertà di scelta, di pluralità. Non serve eliminare la scuola statale o la scuola paritaria. Il Veneto ha un modello eccezionale, che costa nel suo complesso poco rispetto alle altre regioni, compresa la scuola materna statale, quindi noi siamo in credito con lo Stato e fa bene l'assessore Sernagiotto ad andare a battere cassa. Noi abbiamo il diritto di organizzarci su questo territorio in questo modo. La libertà di scelta non si garantisce, sulla carta è scritta, la libertà di scelta deve essere garantita col finanziamento, non ne usciamo se no. Certo, grazie. Elena, vai con gli SMS. Sì, ci sono degli SMS che tornano sul discorso del contributo da parte della Curia. Poi c'è un po' di confusione perché si parla del pagamento dell'ICI, ma sappiamo, e Domondo può confermarlo, che soprattutto sulle strutture dove non sono esclusivamente ecclesiali l'ICI viene pagata, quindi anche sugli immobili di proprietà della Curia l'ICI viene pagata, ecco, quindi c'è a volte un po' di confusione. Questo comunque c'è, ecco, la richiesta di un intervento importante anche da parte della Chiesa, ecco, sul sostegno alle paritarie. Ci ricordiamo tra l'altro che paradossalmente l'ICI viene pagata anche da istituzioni come per esempio, tanto per fare un esempio, le cucine popolari di Padova, che sfornano migliaia e migliaia di pasti all'anno e paradossalmente il Comune dà dei contributi per poi riprenderseli sotto forma di ICI. Ecco, tanto per fare uno dei moltissimi esempi che ci sono da questo punto di vista. E poi si torna su problemi soprattutto poi particolari come quelli esposti dalle scuole moglianesi. Anche a Santa Giustina in Colle dicono per esempio di non avere più i contributi per il trasporto, per esempio, pubblico, e quindi di doversi sobbarcare anche questa spesa come famiglia, e quindi è un continuo tirare la coperta da una parte e dall'altra, purtroppo sembra. Se posso rispondere brevissimamente, certo. Su questo aspetto qui dovremmo anche fare una lotta o una battaglia di carattere culturale, e cioè qui ne va di mezzo non solamente una parte della società, ma la società veneta tutta. Quindi sotto questo aspetto qui la soluzione non è solamente prettamente di carattere economico, ma è una soluzione culturale, è valutare complessivamente e tutto l'operato e tutta l'opinione pubblica e la collettività se la scuola, il sistema scuola è prioritario tra i valori della società. Su questo aspetto qui bisogna fare delle scelte, come è già stato detto tra le righe. Quindi dovremo anche, coloro che fanno giustamente anche queste richieste, ecco, che sono tecniche, ma possono anche essere così offrono il fianco a delle interpretazioni parziali e non, diciamo, complete. Qui è un problema culturale e quindi poi politico per il futuro del nostro territorio e delle famiglie del Veneto, che di fronte a una sfida educativa di 50 anni, 100 anni fa, hanno fatto i cosiddetti asili. Oggi, di fronte alla sfida educativa, non c'è forse quella stessa consapevolezza in cui, che domanda una scelta di cuore, una scelta culturale e una scelta politica. Domondo, grazie, ma credo che le vere comunicazioni c'erano fatte la maestra e la genitrice, la mamma. Quindi il termine culturale e il termine politico, lo dico come presidente di una organizzazione che chiaramente fa una specie di sindacato e conta veramente poco in questo momento. Credo che davvero le uniche cose concrete che ho sentito sono due stasera: un progetto di legge che dice l'onorevole Rubinato che sta preparando, e
l'idea del buono scuola, così mi dice l'assessore, che Alfano stesso, o quantomeno a livello di governo, sono le uniche cose, se no l'anno prossimo ci ritroveremo qui con Telechiara, che è sempre molto attenta a sta roba, molto sensibile, e apriamo le porte sicuramente a esprimere i nostri pensieri, ma con la signora e la maestra che diranno le stesse cose, ma stavolta un po' più incazzate, scusate il termine. Credo che un po' così, ecco. Andiamo avanti. Ma anche perché non dimentichiamo una cosa, perché a volte ci si nasconde un po' per timore forse, la politica in realtà, la vera politica poi si traduce in realtà in scelte di bilancio, altrimenti che politica è? Si può parlare tantissimo, ma poi la politica la vediamo veramente davvero dalle scelte di bilancio. Quindi il momento in cui va valutato anche un governo o diciamo un consiglio, anche un consiglio regionale, è nel momento in cui vota un bilancio, io credo. Io dicevo questo, quando dicevo bene culturale, è dire che qui c'è una sfida importante e di conseguenza una scelta politica. Quello che non emerge ancora è che ci sia una conseguenzialità politica a una consapevolezza di un bene, in questo caso la scuola, espressa dalle maestre. Questo è il punto che dovremmo insieme lavorare, superando anche gli schieramenti che ci sono. Ecco, abbiamo un'altra domanda, prego. Buonasera, io sono un volontario della scuola di Campocroce, nonché il marito della coordinatrice, chiaramente, quindi diamo un po' espressione a quella continuità che diceva prima Don Acciarotta. Riprendo un qualcosa che ha detto il deputato, la signora Rubinato. La legge del 2000 chiaramente inserisce tutta una serie, nei concetti generali, tutta una serie di procedure che sono degli obblighi, no, verso le paritarie. Okay? Quindi questo dare degli obblighi attraverso una legge, okay, parte per un presupposto che deve sancire dei diritti. E questo, secondo me, l'ambito del contendere, a prescindere da quello che è l'ambito in cui chiaramente la parte economica la fa da predominante. Io mi sono trovato, peraltro, per fortuna, proprio con la FISM in Consiglio regionale a fare richiesta ulteriore, no? E che abbiamo vista assolta dall'assessore Sernagiotto. Però quando noi abbiamo un meccanismo, e qui mi spiace tanto che non ci sia il sindaco della città di Mogliano, che rappresenta, ahimè, in questo momento una parte politica che si vanta di essere vicina al territorio e che del nostro territorio non solo non sa, ma non si cura, perché peraltro è quello che stiamo vedendo a Mogliano, ma lo vediamo anche a livello regionale. Ecco, io le chiederei di non essendo presente, non potendosi difendere, sì, no, ma non, chiederei di contenere giustamente, ma chiaramente per noi è importante che tutte le attività che vengono svolte in un territorio come il nostro comune abbiano poi un riscontro reale. Il riferimento che facevo prima alla legge del 2000, la 1 del 2000, in qualche modo ha sancito che questi diritti non sono stati ancora consentiti alla scuola paritaria. E consentire i diritti alla scuola paritaria significa metterla in condizione, al pari della scuola pubblica, di ottenere sicuramente i finanziamenti. E questi, come noi ben sappiamo, perché ci sono state tante cose, tra cui la modifica al titolo quinto, che permette e dà la possibilità agli enti locali di intervenire. Se io mi sono permesso prima di parlare del sindaco del mio comune, della giunta comunale, perché è la prima istanza che noi presentiamo ed è la prima che non vediamo esaudita. Certo, grazie anche della sua testimonianza. Elena, c'è una mamma sollecita l'introduzione dei buoni scuola perché dice che in molti altri paesi insomma, sono attivi da tempo, così almeno se non arrivano altre possibilità economiche una famiglia può scegliere anche attraverso questi. Ecco. Provo a fare una riflessione. La cosa più importante l'ha detta Don Edmondo: deve finire il contributo. Cioè, quando si fa un bilancio, si prendono quanti dipendenti abbiamo, quanto costano, e quella cifra si mette, si chiamano cifre obbligatorie. Quanti ospedali abbiamo e mettiamo la cifra per gli ospedali. E quando abbiamo finito tutto questo rimangono i soldi per fare delle scelte politiche oltre a quelle che sono le spese obbligatorie. Purtroppo sulla scuola dello Stato
c'è il capitolo spesa obbligatoria. Sulla scuola paritaria, che lo Stato riconosce come quella dello Stato, c'è il contributo. E questa è la parte che noi dobbiamo rimuovere. Poi facciamo un secondo ragionamento. Io ho condiviso il 98% di quello che ha detto l'amica, perché poi ci litighiamo un po', ma fondamentalmente siamo amici, l'onorevole Rubinato, quando dice tutta una serie di cose che faccio mie. Viene sempre meno una cosa, che noi non diamo i soldi più per i trasporti per i disabili, perché quando decidiamo di tagliare perché i soldi non li abbiamo, fatti tutti quei capitoli obbligatori, non resta più niente e bisogna togliere da qualche parte. È giusto questo? No, questo è sbagliato. Dov'è il punto sbagliato? Che una scuola non obbligatoria o un servizio in un contenitore costa 2.900 euro e in un altro contenitore costa 7.500 euro. E qua che io e la Rubinato non andiamo molto d'accordo, e come no? Io parlo che se c'è un convenzionamento come in ambito sanitario viene stabilito un costo standard. Il ministro Gelmini, a lei la disponibilità dei capitoli della scuola statale, peraltro scuola statale che ha subito un taglio negli ultimi anni di 8 miliardi, quindi il trattamento è stato fatto. Prima, il trattamento è stato fatto. Via no, i soldi. scusami, il problema è questo, io sono preoccupata per la scuola pubblica. Tutta, dove c'è dentro la paritaria e dove c'è dentro la statale. Bene. Perché c'erano gli sprechi nella scuola, ma non è togliendo l'aiuto ai disabili che togliamo gli sprechi nella scuola, vanno spesi bene i soldi. No, quindi la parola ce l'avevo io educatamente perché sei donna. Ma non puoi dire che sono d'accordo che di qua deve costare il doppio e di là no. Allora, gestione efficiente, perfetto. Tariffe, costi standard. Allora quello che io chiederò alla Gelmini, chiederò, e lo dico qui in televisione, mi dai la delega solo al Veneto della gestione delle scuole da 3 a 6 anni? Mi dai 3.000 euro per bambino, che è molto meno di quello che spendi adesso, perché poi la somma di quello che spendi adesso per i 44.000 delle scuole statali è inferiore se mi dà 3.000 euro per ogni bambino. Quando mi hai dato questo, mi dai altri 200 euro a bambino di quelli 44.000 perché ho una serie di insegnanti che hanno un contratto molto più costoso di quello dell'insegnante che vedo lì dietro, finché vanno in pensione. Man mano che vanno in pensione le riassumo con un contratto diverso e perciò queste saranno le cose che chiedo. Siamo d'accordo, dottoressa Rubinato? Allora, in parte solo, nel senso che se tu vuoi razionalizzare e spendere meglio i soldi pubblici, vengo con te. Ma se per spendere meglio i soldi pubblici le insegnanti missionarie che ci sono qua non gli viene adeguato un po' lo stipendio a quello della scuola statale, se la soluzione è quella, non ci siamo proprio, non ci siamo. Altro dato allora. Bisogna dare dignità a queste insegnanti e a queste scuole. Chiederò alla Gelmini. E poi scusa, seconda cosa, poi ti lascio parlare. A me va bene che in Veneto si spenda poco e bene, ma non mi va bene che si spenda poco e bene sono in Veneto, mentre di là la Gelmini continua a dare i 7.000 euro a scuola. Cioè il Veneto non può essere sempre quello che fa le nozze con i fichi secchi. Allora il costo standard lo voglio a livello nazionale. Voglio che la scuola statale che avete in mano come ministero, che ce l'ha la Gelmini, funzioni in modo efficiente, dia un servizio di qualità ai nostri bambini, perché non si risparmia sulla formazione dei bambini, e a quel punto ci dirà anche cosa ci spetta a noi in Veneto, e lo vogliamo tutto. Non è che ci facciamo lo sconto mentre gli altri continuano a buttare i soldi dalla finestra. Assessore, la posso dire qualcosa. No, chiedo scusa, la posso sospendere per una settimana e ci diamo appuntamento la settimana prossima, appunto, come però diceva fammi Trevignano, dire le ultime due per cose. approfondire veramente questo tema. Guarda, io perché credo sia abbastanza cruciale. Non sono state dette delle cose così. Oggettivamente lo Stato, un comune, può fare come fa per esempio una scuola paritaria con i genitori che si cimentano con la sagra. Può fare come può usare gli stessi strumenti per cui i genitori entrano a sistemare le cose, perché ho l'impressione che poi ci sia una burocrazia nella scuola pubblica che non consente. Mi lasci dire, se viene in capo alla regione, guardi quei 3.000 che costano 2.009 in Veneto, e ho messo 100 euro in più per dare uno stipendio maggiore a loro e per evitare le torte delle mamme, che io ritengo che sia una cosa bellissima, che la comunità partecipi. Lo trovo la cosa più bella, però onde evitare, facciamo 3.100, risparmiamo sempre soldi.
e garantiamo. Il problema è che poi diciamo, costo standard a livello nazionale, io non sono solidale con la Campania, con la Sicilia, sono stanco di essere solidale. Prendo le parole da Don e da Mondo, ma sono stanco che la sanità nel Lazio con 6 milioni costi 16 miliardi, in Veneto con 5 milioni costi 8 miliardi e 200 milioni. Non sono più d'accordo. Certo, sono contro la solidarietà, perciò condivido tutto è una quello promessa, che ha facciamo detto la mia amica Rubinati. 2 mesi di puntate di fatti nostri nelle piazze diverse e affrontiamo tutti questi temi. L'assistenzialismo, non contro la solidarietà, l'assistenzialismo. Io la chiamo solidarietà perché l'ha sempre chiamata così, allora... Guarda che qui siamo in un ambiente dove la solidarietà fa funzionare le scuole. Non sono più d'accordo con la solidarietà nella Campania, nella Calabria e nella Sicilia. Dico di più, voglio in 3 anni realizzare il progetto, perché poi, come dice bene la Rubinato, il progetto si esporta in tutta Italia e se no si arrangiano. Certo. Grazie, allora un attimo, siamo davvero in conclusione, ma abbiamo una telefonata come promesso. Torneremo la prossima settimana ancora su questo tema, quindi ci sarà modo di dibattere. Anche tutti quelli che volevano intervenire via SMS e via telefono possono farlo anche venerdì prossimo, però in linea, come promesso all'inizio della puntata, ci ricolleghiamo con la Protezione Civile, con l'unità di progetto Veneta, con il dottor Tonellato. Pronto Roberto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, buon lavoro ancora immagino. Ci dà un veloce aggiornamento sulla situazione del satellite? Certamente sì, allora diciamo l'ultimo collegamento che abbiamo avuto in videoconferenza con Roma ci ha dato delle indicazioni che confermano di fatto la fascia oraria della seconda traiettoria per diciamo l'aspetto probabilistico che ci siano delle diciamo ricadute al suolo di pezzi di satellite, cioè dalle 3.34 alle 4.12. Peraltro però gli ultimi calcoli di probabilità danno un'indicazione di sensibile calo della percentuale, per cui diciamo siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e abbiamo un futuro prossimo appuntamento all'una col Dipartimento che ci consentirà di capire se questa linea di calcolo di tendenza viene di fatto confermata, per cui diciamo aspettiamo in sala operativa questi incontri che si protrarranno durante il corso della notte, in cui il primo è all'una e poi avremo da questi dati un po' una valutazione più ampia per diciamo la sicurezza del nostro territorio. Ecco, diciamo che possiamo andare a letto tranquilli? Prego? Diciamo che possiamo andare a letto tranquilli, cioè uscire non restare in piazza, restare in casa tranquillamente. Se le probabilità aumenta sicuramente la percentuale diciamo di tranquillità. Peraltro ripeto ci sono sempre degli aspetti residui che non possiamo assolutamente diciamo eliminare, nel senso che il calcolo probabilistico questo ci consente di poter dire, non possiamo affermare nulla di diverso da questo. La situazione attualmente non è ancora diciamo volta alla soluzione, è in calo la percentuale di probabilità ma non è ridotta a dei termini diciamo veramente nulli, insomma. Nulli, esattamente. Grazie Tonellato, chiarissimo, è stato chiarissimo, quindi prudenza sempre bisogna averne. 332 4 e 12 www.protezionecivile.it per tutti gli aggiornamenti, il prossimo appunto all'una. Alberto, dobbiamo salutare, credo. Assolutamente sì. Allora saluti da parte mia, grazie a tutti, grazie agli ospiti, grazie a chi ha partecipato. E a te dare l'appuntamento la settimana prossima. Grazie ai nostri ospiti appunto e anche alle persone che sono convenute qui in sala e naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana. Venerdì prossimo alle 21 saremo nella scuola materna di Trivignano ancora con questa tematica da dibattere. Grazie anche a chi ci ha seguito su Blu Radio Veneto e chi ha mandato gli SMS da casa. E che possono tra l'altro intervenire se hanno voglia di fare un po' di strada e venire direttamente a partecipare alla nostra trasmissione. Buona serata allora.